Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno anche ai nostri ospiti e alle nostre ospiti. Ecco, sì, è acceso, si sente? Bene. Allora, come gruppo consigliare Europa Verde, sottoscritto Renzo Masolo, collega in sala Andrea Zanoni, presentiamo appunto questo tema. Siamo qui oggi per difendere un intero comparto produttivo dalla criminalizzazione ingiustificata contenuta nel decreto sicurezza approvato dal governo il 4 aprile scorso. Con l'articolo 18 il decreto vieta la coltivazione, la lavorazione e la vendita delle infiorescenze della canapa sativa L, cioè di quella canapa industriale legale a bassissimo contenuto di THC, priva di effetti droganti, autorizzata a livello europeo e coltivata in modo trasparente da migliaia di aziende italiane. È bene ricordare che la canapa sativa è una varietà botanica riconosciuta dall'Unione Europea, quella usata per la cosiddetta canapa light, contiene meno dello 0,3% di THC, quindi non ha nulla a che vedere con le droghe ed è ricca di CBD, cannabidiolo, un principio attivo non psicotropo con proprietà antinfiammatorie. Il decreto sicurezza non si basa su evidenze scientifiche né sanitarie, ma su una logica repressiva che colpisce chi lavora nella legalità. Oltre 3.000 imprese e più di 30.000 lavoratori a livello nazionale, e la filiera della canapa in Veneto vede oltre 100 aziende attive su tutto il territorio regionale. Non solo, nel solo Veneto, secondo i dati forniti da associazioni di settori e organizzazioni agricole, il comparto coinvolge più di 450 aziende tra agricole, commerciali e artigianali, per un totale stimato di oltre 4.000 addetti diretti e indiretti. Dopo i nostri ospiti magari mi danno conferma sui dati. Il Veneto rappresenta circa il 15% della produzione nazionale, grazie anche a un clima favorevole e una rete di trasformatori locali e alla presenza di piccole imprese, soprattutto a trazione giovanile. Anche questa è una caratteristica molto importante da sapere. Ma c'è di più. Questa norma è anche in violazione del diritto europeo. Il governo non ha notificato l'articolo 18 alla Commissione europea, come impone la direttiva 1535 del 2015. E secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una norma non notificata non può essere applicata. I giudici italiani hanno il dovere di disapplicarla e le aziende quindi possono resistere legalmente. Nel Parlamento europeo ci si muove nella direzione opposta. L'eurodeputata Cristina Guarda dei Verdi Europei ha presentato un emendamento alla riforma della PAC per riconoscere il fiore di canapa come prodotto agricolo a tutti gli effetti. Se approvato, annullerà automaticamente qualsiasi divieto nazionale come quello del decreto sicurezza. Va inoltre detto che anche all'interno della maggioranza di governo ci sono forti contrarietà. Esponenti della Lega e di Forza Italia si sono espressi contro il provvedimento, così come le regioni, incluso il Veneto, che con la legge regionale numero 36 del 2019 promuove e sostiene economicamente questa filiera. Per cui qua siamo veramente in grande contraddizione. Abbiamo un governo che sta bloccando una legge regionale 2019 che ha investito circa 350.000 euro per sostenere fortemente la filiera. Allora chiediamo 3 cose essenziali. Primo, lo stralcio immediato dell'articolo 18 del decreto sicurezza in sede di conversione. Secondo, il rispetto delle regole europee e delle evidenze scientifiche, perché stiamo parlando di evidenze scientifiche, anche su questo i nostri ospiti sicuramente ci spiegheranno meglio. Terzo, tutela e certezza giuridica per chi lavora ogni giorno nella legalità e che adesso invece sta passando un periodo di grandissima incertezza che sicuramente è da evitare il prima possibile. Questa non è una battaglia ideologica, ma una battaglia per il lavoro, la coerenza, l'ambiente e la libertà di impresa.
la canapa non è una minaccia, è una risorsa, e anche questo lo capiremo bene adesso. Difenderla significa difendere il futuro del Veneto e dell'Italia. Ora do con piacere la parola a chi questa filiera la vive ogni giorno sul campo, nelle imprese, nei negozi e nelle reti civiche nei territori. Allora vi presento i nostri ospiti e poi a turno prenderanno la parola. Al limite anche ripetete il vostro nome e presentatevi, così anche è più semplice poi per i giornalisti e per chi ci segue anche da casa capire. Allora, il primo, Lauwers Mayol, produttore e rappresentante di Agroselvatica, che conosce le difficoltà reali della coltivazione. Per secondo poi la parola prenderà Rosa Pone, titolare di CBD Hemp Store, punto di riferimento commerciale per tanti cittadini e anche pazienti che fanno uso di questi prodotti che sono fortemente antinfiammatori e rilassanti. E per terzo Roberto Da Ponte, di Salute di Canapa, promotore di un approccio attento al benessere e alla qualità. Poi la parola a Raffaella Stacciarini dell'associazione Meglio Legale, impegnata da anni in prima linea per i diritti e la legalità del settore. E per ultimo Samuele Vianello dei Radicali di Venezia, che porterà il contributo di una battaglia culturale e politica trasversale. A loro la parola, perché oggi più che mai è il momento di ascoltare chi rischia di pagare il prezzo più alto per una scelta ideologica e sbagliata. Buongiorno a tutti, mi sentite? Allora, mi chiamo Lawrence Mayol e sono segretario dell'associazione ICI, Imprenditori Canapa Italia, che è un'associazione di categoria che sta lottando con tutte le altre per la sopravvivenza di questo settore. Oggi sono qui comunque in veste di imprenditore, sono socio dell'azienda Agroselectiva. Agroselectiva è un'azienda veneta che opera da 7 anni nella filiera della canapa. Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità e nella sostenibilità della canapa e abbiamo investito tempo per portare valore, portare informazione e far conoscere questa pianta. Oggi sono qui e siamo qui per denunciare le gravi conseguenze che questo decreto che attacca i fiori di canapa sta portando. Non c'è da girarci intorno, questo decreto ha colpito il cuore della nostra azienda. Noi siamo specializzati nella fornitura di piantine industriali per la successiva riproduzione, produciamo fiori. Abbiamo investito migliaia di euro per lo sviluppo di prodotti cosmetici con i principi attivi che vengono estratti dai fiori da questa canapa, quindi non psicoattivi, e da un giorno all'altro il 90% del nostro fatturato è sparito. E di tutto questo la cosa che mi tocca di più è che da un giorno all'altro abbiamo dovuto comunicare ai nostri collaboratori, ai nostri dipendenti, che non avremmo più potuto rinnovargli il contratto. Alzando poi il paradosso è che alzando lo sguardo verso l'Europa si vedono paesi come il nostro, la Francia, la Spagna, la Germania, il Lussemburgo, la Repubblica Ceca, la Slovenia, la Croazia. Sono tutti paesi dove il governo sta investendo e sta promuovendo una crescita equilibrata di questo settore. Mentre qui è evidente che il governo sta andando controtendenza, ma non una tendenza come le mode che uno dice sì, mi distinguo, ma una tendenza che va contro tutte le ricerche scientifiche ad oggi portate che comprovano che questo prodotto non è pericoloso. Alcuni esempi, l'ONU nel 2020 ha rimosso la cannabis, non solo questa industriale, tutta la cannabis dalle sostanze pericolose. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto che il CBD, di cui è ricca questa pianta, non è pericoloso e non è una sostanza d'abuso. La Commissione europea ha sancito la libera circolazione delle merci di tutte le parti della pianta. Una sentenza della Corte di Giustizia europea ha sentenziato recentemente in Francia che gli Stati membri non possono impedire il libero scambio di merci di prodotti derivati da questa pianta o le sue parti. Il problema qui non è la pianta, il problema è chi si rifiuta di guardare in faccia la realtà.
nei giornali, nei confronti politici si parla di numero di aziende, si parla di lavoratori, si parla di fatturato. Sono bei numeri, appunto, sono 3.000 aziende, 30.000 lavoratori, 500.000 di fatturato, che poi in realtà se non avessimo dovuto combattere negli ultimi 7 anni, ogni anno, perché questa è una delle tante battaglie che stiamo affrontando, ma il settore sarebbe 4, 5, 10 volte più grande. Comunque qua si parla di numeri, in realtà quello che vorrei portare è che noi non siamo solo un'azienda, noi siamo migliaia di famiglie, lavoratori, agricoltori che hanno investito, che hanno mutui, che hanno figli e da un giorno all'altro non c'è più niente. E noi rifornivamo circa 250 punti vendita, principalmente nel Veneto, con i nostri prodotti. Aziende che avevano basato l'equilibrio della loro economia su questa entrata. Abbiamo lavorato e investito decine di migliaia di euro con tipografie, cartotecniche, agenzie di comunicazione, grafici, commercialisti, avvocati. Quindi qua non si tratta di danneggiare me come Lorenz o come l'azienda, stiamo danneggiando un tessuto sociale, economico del territorio ed è una cosa secondo me gravissima. E l'aspetto più tragico che ho realizzato non da molto è che le spese per questo ricorso che noi come azienda stiamo affrontando insieme sono spese molto importanti, ma le spese di questo ricorso non ricadono solo sulle aziende di canapa oggi o tutte le aziende collegate. Le battaglie legali, tutti i ricorsi persi dallo Stato ad oggi sono stati molteplici, tutto il tempo della giustizia, gli affollamenti dei tribunali, tutti questi costi per una battaglia che va totalmente contro quella che è una direzione scientifica, sono costi presi dai soldi pubblici. Stiamo tutti pagando le tasse, versando i contributi per finanziare delle azioni che stanno contrastando e vogliono chiudere questo settore di mercato. Queste sono tante belle parole, non tanto belle, che vi sto portando. E poi so che normalmente la domanda, quella più che tutti non vedono l'ora di fare, per curiosità o per giustificazione è: ma allora questo fiore di canapa c'è chi se lo fuma, no? Allora, questa domanda è superficiale, è lo specchio delle allodole, è una scorciatoia mentale, è ciò che evita un vero dibattito. Qua stiamo parlando di una pianta, di una parte di una pianta che è certificata, che non droga, che non uccide, che non crea dipendenza, ma crea valore sociale, crea economia, crea imprenditoria giovanile, imprenditoria pulita. Quindi qua l'argomento è differente da quello che appare. Concludo dicendo che siamo oggi davanti a un bivio e possiamo supportare un settore di mercato che può portare ricchezza, valore, che può coinvolgere i giovani, oppure possiamo chiuderlo e perdere una delle più grandi opportunità per il settore dell'agricoltura del Veneto e dell'industria del futuro. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono qui oggi non solo come imprenditrice, ma come cittadina, come madre e come lavoratrice, che da anni si alza ogni mattina con l'amore per il proprio lavoro, ma con la paura nel cuore. Siamo i negozianti della canapa, persone normali, che hanno scelto di lavorare in un settore nuovo, pulito, ecologico e legale. Eppure da anni ci muoviamo su un filo del rasoio, in un confine sottile, tra ciò che è lecito e ciò che ancora viene trattato come criminale. E questo non è più accettabile. Abbiamo investito nella formazione, abbiamo studiato, ci siamo confrontati, abbiamo approfondito. Per i più appassionati, come me, è stato un percorso intenso. Abbiamo letto trattati di ogni tipo, parlato direttamente con i produttori, osservato ogni fase della coltivazione, partendo dalle radici. E non solo in senso figurato. Io quelle stesse radici le ho fondate nella terra. Con il tempo abbiamo costruito un bagaglio di esperienza che oggi ci rende a tutti gli effetti professionisti della canapa industriale. Conosciamo questa pianta dal seme al fiore e oltre. Non perché qualcuno ce l'abbia imposto, ma perché ne siamo innamorati. Una pianta che può aiutare l'ambiente, il suolo, l'economia. Una pianta che in Veneto, la nostra terra, ha radici storiche.
Eppure, ancora oggi siamo trattati come spacciatori. Ogni volta che alziamo la saracinesca del nostro negozio ci chiediamo se, forse, sarà l'ultima, se una divisa entrerà per sequestrare tutto, se verremo denunciati non per un reato, ma per un pregiudizio. E tutto questo a causa di un'applicazione confusa, incerta e repressiva dell'articolo 18, una legge nata per combattere il narcotraffico, che oggi viene usata contro chi vende infiorescenze legali di canapa, registrate, analizzate e dichiarate. Il nostro lavoro è stato criminalizzato, ma noi non siamo criminali. Siamo una realtà viva dell'economia regionale. In Veneto, in questi anni, abbiamo contribuito a costruire un intero settore fondato sul chilometro zero, il biologico, la tracciabilità e la filiera corta. Abbiamo creato posti di lavoro, riqualificato spazi urbani, promosso eventi culturali, informato la cittadinanza. Abbiamo portato avanti una visione, quella di un'economia sostenibile, pulita e trasparente. Eppure, nonostante tutto questo, veniamo ancora guardati con sospetto. Noi chiediamo solo ciò che dovrebbe essere garantito a chiunque lavori onestamente: chiarezza, dignità e tutela. Chiediamo che venga finalmente riconosciuta la differenza tra chi lavora con serietà e chi infrange la legge. Noi non vogliamo privilegi, vogliamo solo poter lavorare in pace, con la stessa passione con cui abbiamo cominciato, che ci ha portato fino a qui. E allora, permettetemi, prima di concludere, di raccontarvi cosa accade ogni giorno dietro al bancone dei nostri negozi. Perché i nostri spazi non sono semplici vetrine di prodotti, sono luoghi in cui si respira un'idea diversa di benessere, e proprio lì, tra le pareti semplici di un grow shop o di una bottega della canapa, accade qualcosa di raro. Le persone entrano per curiosità e restano per la sensazione che si prova. Annusano l'aria, si immergono nel verde, percepiscono il rispetto per la terra e si sentono a casa, così a casa da iniziare a raccontarsi, a raccontare i loro successi, gli insuccessi, i dolori e le rinascite. Senza mai averlo pianificato, ma con tutto il cuore, i nostri negozi sono diventati luoghi di ascolto, microcosmi di umanità, di rispetto reciproco, di condivisione, spazi dove nessuno è giudicato, ma ogni voce trova la sua accoglienza. Questa è la visione che portiamo nel cuore per il futuro, un'Italia dove questi luoghi non siano più considerati zone grigie da temere, ma presidi culturali ed ecologici, piccole isole di consapevolezza, dove si semina benessere, sostenibilità e informazione, dove giorno dopo giorno si costruisce qualcosa che va ben oltre il commercio, si costruiscono relazioni, comunità e fiducia, perché la canapa è una pianta antica, ma il futuro che possiamo coltivare insieme è nuovo e vale la pena provarci. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Roberto Da Ponte, sono il titolare di Salute di Canapa e fondatore del blog di informazione Spazio Canapa. E vorrei innanzitutto ringraziare i consiglieri Masolo e Zanoni per averci invitato e dato l'opportunità appunto di esprimerci, perché appunto noi non chiediamo altro, chiediamo solo di essere ascoltati. E oggi vorrei anche un po', perché parliamo dell'articolo 18, però l'articolo 18 è solo l'ultimo dei tanti elementi che lo Stato ha attuato con costanza nel tentativo di distruggere questo settore. Noi viviamo un'odissea che va avanti da 8 anni e sono certo di non parlare solo a nome mio, ma di migliaia di uomini e donne appunto che hanno creduto in un lavoro onesto, in una passione, in una professione. E proprio dalla professione partirei, come diceva Rosa, noi siamo dei professionisti, non siamo persone comuni o improvvisati imprenditori che hanno scelto la canapa tra le tante cose perché non sapevano cosa scegliere. E siamo commercianti, agricoltori, giovani laureati, artigiani che appunto con coraggio e dedizione hanno anche abbandonato dei posti di lavoro a tempo indeterminato per entrare in questo settore. E un settore che lo Stato promuove magari involontariamente con la legge del 2016, la 242, ma che poi ha lasciato affondare in interpretazioni ambigue, sequestri, denunce e soprattutto silenzi.
Siamo l'unico settore che in agricoltura, partendo da zero, sia cresciuto così tanto in pochi anni, tanto che oggi appunto vale 2 miliardi di euro l'anno, con un gettito fiscale di 365 milioni di euro, che dà lavoro in Italia solo per le infiorescenze a oltre 22.000 persone. Riqualifica terreni, abbatte la CO2, crea filiere sostenibili, porta informazione sul territorio e coinvolge appunto una generazione di giovani. Io, ad esempio, la mia attività l'ho avviata a 26 anni. E considerando appunto che l'età media in agricoltura è in generale di 65 anni, parliamo di un intero salto generazionale che con questo articolo rischia di non avvenire mai. Abbiamo appunto deciso di restare in Italia e costruire, anziché emigrare, quando appunto a poche ore da qui non avremo alcun tipo di difficoltà a fare impresa. E invece siamo rimasti qua, siamo in Italia, siamo diventati i primi produttori esperti ed esperti in Europa, coprendo l'80% del mercato, ma evidentemente di questo fattore allo Stato poco importa. Il Veneto in tutto questo è un fiore all'occhiello nel settore della canapa, siamo la quinta regione per occupazione, abbiamo ravvivato l'agricoltura giovanile, creato un'economia circolare nella regione, noi coltiviamo in Veneto, acquistiamo in Veneto e vendiamo in Veneto. Di quei 2 miliardi, oltre 200 milioni vengono generati proprio in Veneto, rendendo la nostra regione una delle prime per produzione e valorizzazione dell'infiorescenza. La quasi totalità delle difficoltà che abbiamo incontrato negli anni, fin da subito, è riassumibile in un unico fattore. Lo Stato negli anni, con circolari e decreti, ha provato tutte le strade possibili, prima per creare confusione e successivamente per provare a distruggere questo settore. Ci sono vari esempi. A maggio del 2018 una circolare del Ministero dell'Agricoltura legittimava il nostro lavoro, facendo rientrare nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo proprio l'infiorescenza. Ma non bastò neanche questo, perché si proseguì con sequestri, denunce, archiviazione e assoluzione, mai una condanna, quindi una semplice perdita di tempo, tanto che il riesame di Genova nel 2019 invitò gli organi competenti a cessare i sequestri preventivi. E quindi ecco, noi con la consapevolezza di non aver mai venduto nulla di stupefacente ci siamo sempre sentiti legittimati a fare il nostro lavoro, perché tutte le circolari alla fine parlavano sempre di una cosa: salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. Questo è un mantra che noi abbiamo in testa e che ci ha legittimato nel lavorare, non vendiamo droga. E lo dice, ed è su questo è d'accordo tutta la comunità scientifica. Però si è andato avanti, sequestra, denuncia, archiviazione o assoluzione, un circolo vizioso che ha portato solo appunto danni agli imprenditori indagati. Quindi oggi mi domando, di fronte a tutto questo, l'articolo 18 del DL Sicurezza, che prevede appunto sostanzialmente l'abbattimento del nostro settore per tutelare la salute pubblica in tema di sicurezza stradale, mi domando cosa rappresenta. Secondo il mio punto di vista rappresenta l'ideologia un po' medievale di un gruppetto ristretto di rappresentanti delle istituzioni, un volontario rifiuto ad analizzare dati, riformare, informare, dialogare, comprendere fenomeni e regolarli. Rappresenta un totale discostamento, come si accennava prima, alle norme europee. Infatti la sentenza Canavape del 2020 ha stabilito che il CBD non può essere considerato uno stupefacente, e un'altra sentenza ancora dell'ottobre 2024 stabilisce che gli Stati membri appunto non possono vietare la coltivazione di canapa industriale, compresa le infiorescenze. Nonostante queste evidenze ci hanno trattato come dei delinquenti, ci hanno portato via appunto lavoro, serenità e a volte anche la dignità, con quella che io definisco violenza politica. Tutto questo sapendo tra l'altro che all'angolo delle piazze delle nostre città esiste un mercato nero che non aspetta altro di vederci chiudere per sempre. Perché forse lo Stato non comprende o fa finta di non comprendere che il settore della canapa industriale, secondo uno studio del 2019, quindi appena dopo 2 anni dall'inizio delle attività, era stato in grado di ridurre del 14% le vendite illegali di hashish e marijuana in Italia. Oggi siamo nel 2025, secondo me questa percentuale è in forte crescita.
Dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza e quindi dell'articolo 18 si sono verificate ulteriori situazioni incresciose. Imprenditori sono stati raggiunti da notifiche dai vari istituti di, per esempio, pagamento elettronico, assicurazioni, ai quali sono stati intimati insomma la cessione dei contratti solo per un articolo che non ha alcun valore scientifico, non è sostenuto da alcun valore scientifico. E quindi tutto questo per cosa? Per una legge scritta male, per una pregiudicata paura cieca che preferisce reprimere piuttosto che comprendere. Un nuovo settore stava emergendo e cresceva a dismisura. Avremmo dovuto avere sostegno da parte dello Stato. Invece non solo ci hanno voltato le spalle, ma ci hanno attaccato costantemente in nome di un'ideologia. Uno Stato che mentre voleva spazzarci via continuava ad incassare le nostre tasse e l'IVA, tra l'altro al 22%, nemmeno al 10% come prevista per i fiori. Allora mi chiedo e domando allo Stato, se per voi era tutto sbagliato ed illegale, perché avete incassato i nostri soldi? Perché ad oggi con l'articolo 18 rendete illegale un fiore che secondo le vostre convinzioni era già illegale prima? Ancora una volta avete aggiunto confusione ad altra confusione e nulla è stato normato. Io mi domando se siamo davvero pronti ad accogliere 22.000 disoccupati, se non 30.000, visto che le ricadute rischiano di esserci anche per cosmetici, fiori e semi. 22.000 persone, quindi centinaia, migliaia di famiglie che rischiano di finire sotto un ponte, un indotto economico che rischia di trasferirsi in parte nelle aziende estere, in parte nel mercato nero. Se normato, questo settore porterebbe altri 22.000 posti di lavoro in breve tempo e altri ancora in pochi anni, e questo indotto economico e gettito fiscale potrebbe crescere a dismisura. Ci sono tante persone che conosco anch'io che vorrebbero investire nel settore, ma non lo fanno perché lo Stato continua nel suo atteggiamento demolitore. Concludendo, purtroppo, e non lo dico con serenità perché sono fiero di essere italiano, credo che lo Stato sul tema della canapa industriale abbia davvero commesso un enorme disastro normativo che ha causato delle conseguenze che purtroppo stiamo pagando solo noi. Oggi, insieme ai miei colleghi in rappresentanza di tutto il settore, siamo ancora qui e ancora una volta parliamo a questo Stato e gli domandiamo di ascoltarci, di non lasciare che un'intera economia venga distrutta per ideologia, paura e disinformazione. Chiediamo di avere il coraggio di fare un passo nella nostra direzione, di mettere intorno a un tavolo tecnici, coltivatori, commercianti e rappresentanti istituzionali, per normare una volta per tutte il nostro settore. Chiediamo soprattutto di ridare dignità a chi ha creduto nello Stato e oggi si sente tradito e indignato, perché è così che ci sentiamo. Di una cosa sono e siamo sicuri: la legalità, quella vera, non si difende con divieti ciechi, ma con il coraggio di riformare, con il coraggio di ascoltare, con il coraggio di valutare i dati e la scienza, con il coraggio di dialogare e soprattutto con il rispetto per chi lavora onestamente. Grazie. Ecco, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito, di nuovo grazie al consigliere Masolo che non è la prima volta che ci incrociamo, è stato con noi in diverse visite presso gli istituti penali ed è veramente bello riuscire a lavorare insieme su un tema così importante che ha a che fare tanto con l'economia, tanto con l'equità generazionale, l'innovazione e altri temi di fondamentale importanza. Io non ripeterò quanto è già stato detto da intermediari e agricoltori. Mi pare che la richiesta sia chiara, quella del dialogo. Dialogo che non ha avuto luogo nella sede preposta, ovvero il Parlamento, perché la scelta di rendere questa legge un decreto ha esautorato di fatto il Parlamento e gli ha impedito di presentare mozioni, ha impedito alle categorie di esporsi e soprattutto chiedere al legislatore una legislazione che non sia ideologica, in questo caso dunque proibizionista, a prescindere, ma che sia il frutto di un confronto tecnico basato su evidenze scientifiche e per una legalità più giusta e soprattutto per la legalità, dove legalità significa che lo Stato rispetta le leggi di cui si dota. E oggi la legalità di Stato non è rispettata, anzi è calpestata.
mentre abbiamo un esecutivo che, diciamo, ammante i propri discorsi appunto di sicurezza e così via discorrendo, quando dovrebbe occuparsi della legalità che per primo infrange. Questo decreto, tutto il decreto, a dire la verità, non solo l'articolo 18, è contestabile sia nelle premesse, sia nel metodo, sia nel merito. Le premesse sono quelle di necessità e urgenza. Abbiamo decine e a breve centinaia di costituzionalisti che affermano che non c'era né l'esigenza né la necessità né l'urgenza di rendere quel disegno di legge un decreto. Nel merito è un decreto assolutamente ideologico che getta nell'illegalità agricoltori, intermediari e soprattutto i consumatori. È il più grande regalo alle narcomafie e al mercato nero che un legislatore potesse mai fare. Questo è, e bisogna guardare in faccia alla realtà. E nel metodo, proprio come dicevo prima, perché di fatto si è saltato, sono stati annullati quei principi sacrosanti di uno Stato di diritto, di una democrazia parlamentare che vede appunto nel Parlamento il luogo dove si dibatte, anche in modo, come dire, animato, focoso, però si cerca una legislazione più giusta che risponda alle vere esigenze della popolazione. Perché questo è un decreto da letteralmente stato etico, che in quanto tale è inapplicabile, perché la volontà di risolvere qualsiasi questione sociale attraverso l'inserimento di nuove fattispecie penali o interventi liberticidi, tutto fa fuorché prevenire o risolvere questioni sociali. Questo sarà, come dicevo, il più grande regalo alle narcomafie e al mercato nero. È del tutto evidente che ci sarà una decrescita economica salvo ripensamenti che speriamo ci siano, e soprattutto appunto nel dialogo che non c'è stato e speriamo che avvenga presto. E concludo riprendendo quanto dicevo all'inizio, che il consigliere è stato con noi spesso in visita negli istituti penali, ha potuto toccare con mano la realtà del sistema penale e penitenziario italiano. E perché parlo di questo? Perché se si condanna all'illegalità consumatori, quindi la domanda, e produttori, quindi l'offerta, il risultato è quello. In una situazione in cui già le carceri scoppiano per sovraffollamento, per condizioni disumane, per le quali l'Italia, come è già stato condannato presso la CEDU. Non si dà una via legale per poter esercitare libertà, perché di questo si sta parlando. Quindi una deresponsabilizzazione da parte delle istituzioni che abbandona i propri cittadini e le proprie cittadine al mercato nero, all'assenza di regolamentazione e quindi anche della salvaguardia dei diritti del consumatore, perché il consumatore avrebbe il diritto, come aveva il diritto di sapere i principi attivi che erano contenuti nel prodotto, la quantità, ed essere pienamente consapevole di che cosa stava acquistando. Con questo decreto viene meno tutto ciò ed è, non direi neanche medievale, è quasi preistorico nella misura in cui non esisteva politica nella preistoria, non c'era dialogo, è una cosa inimmaginabile. Ieri si è celebrato il 48esimo anniversario della morte di Giorgiana Masi, che è stata di fatto vittima della legge reale, anche quelle promulgate secondo Cossiga, per tutelare la sicurezza. Io credo che l'unica conseguenza di questo decreto sarà esasperare o creare nuovi conflitti sociali, quando in realtà i cittadini e le cittadine vogliono semplicemente esercitare i propri diritti liberamente, in modo regolamentato, anche per quanto riguarda questo settore. Quindi non mi dilungo oltre, perché insomma concluderà Raffaella Stacciarini di Meglio Legale,
Sono stati diversi gli anni che abbiamo impiegato per lottare appunto per una legislazione più giusta. Con un tratto di penna si cancella la storia politica di questo paese, in particolare, dato che siamo in periodo referendario, nonostante di fatto una censura di fatto da parte del cosiddetto servizio pubblico, nel 1993 era già stato depenalizzato l'uso personale di stupefacenti. Oggi non si parla di droga, è chiarissimo, non si parla di droga, però l'obiettivo politico, la ratio di quel, se possiamo dire ratio, di quel referendum era chiaro. Non ci sarebbe dovuta essere più una legislazione da stato etico, liberticida, che entrava nella quotidianità delle persone, tantomeno per quanto riguarda una sostanza che non è drogante, è più drogante la noce moscata. Quindi grazie per l'invito e speriamo di poter continuare a lavorare in modo costruttivo ed efficace. Grazie ancora. Grazie Samuele, grazie ai relatori precedenti, perché sentire poi dalla voce viva delle persone, degli agricoltori, di chi è immerso in quel settore, i rischi e le ricadute di quello che potrebbe portare il decreto sicurezza è chiaramente la prova provata degli effetti nefasti che ancora devono arrivare, ma arriveranno se non si cambia strada, dello strumento della decretazione, senza tener conto poi di quella che è l'economia reale del paese. Meglio Legale nasce nel 2018 e si occupa dal 2018 di depenalizzazione e legalizzazione della cannabis. Erano anni chiaramente diversi, l'impianto era sempre proibizionista come lo sono stati i governi precedenti, ma chiaramente oggi siamo arrivati al situazionismo politico e ideologico, perché portare le infiorescenze della canapa industriale sotto le disposizioni del testo unico delle droghe non è chiaramente una semplice modifica normativa, è un vero e proprio atto di guerra contro la razionalità, la legalità e anche il progresso economico, come dicevano i relatori precedenti, anche contro il progresso economico di questo paese, ed è l'ennesima forzatura ideologica che in nome di una presunta sicurezza pubblica colpisce una coltivazione agricola che nulla ha a che fare con il narcotraffico, con le dipendenze e con i reati. Parliamo di una pianta che l'Europa innanzitutto promuove, che la scienza ha già assolto da ogni pericolo e che in Italia ha trovato terreno fertile tra giovani agricoltori, tra ricercatori, tra cooperative e tra artigiani. Una filiera che secondo le stime vale 2 miliardi di euro l'anno, vale 360 milioni di gettito fiscale l'anno e dà lavoro a tra i 20.000 e i 30.000 dipendenti. Un'economia pulita, sostenibile, in crescita, cosa di cui in questo momento abbiamo più che mai bisogno. Invece questo governo ha deciso di dichiarare guerra a questo comparto e dunque cioè sostanzialmente lo Stato ci sta dicendo, il governo ci sta dicendo: torniamo indietro, abbattiamo un comparto in crescita che dà lavoro in un momento tra l'altro di recessione economica. Trattare tra l'altro le infiorescenze, noi ci occupiamo di legalizzazione della cannabis, quindi anche di quella parte di piante con un THC che ha effetto psicoattivo, ma qui chiaramente stiamo parlando di infiorescenze che hanno THC inferiore allo 0,3% e quindi sostanzialmente stiamo trattando come drogante ciò che drogante non è. Quindi trattare qualcosa di stupefacente come drogante significa criminalizzare un prodotto che drogante non è, che è al di sotto di qualsiasi soglia psicoattiva, ed è quindi come vietare l'uva perché da essa si può fare vino, o come vietare i campi di papaveri perché dai papaveri si fa l'oppio. È sostanzialmente un abuso di potere poi travestito da norma di legge. Questo tipo di logica autoritario-securitaria, che poi è un po' il fil rouge del governo Meloni, che è portato avanti anche soprattutto nella pratica da Piantedosi e Mantovano, non distingue tra ciò che è pericoloso e ciò che è semplicemente diverso, tra ciò che va regolamentato e ciò che va represso. Dicono che vogliono vietare le infiorescenze, però non il resto della pianta. Quindi che faranno nei decreti attuativi? Inventeranno delle piante che non fanno infiorescenze?
Siamo al confine tra il tragicomico e il drammatico, solo che obiettivamente non c'è niente da ridere, perché le conseguenze sono aziende sull'orlo del fallimento, sono investimenti distrutti da un giorno all'altro, persone trattate da criminali per aver rispettato la legge. Quindi questo provvedimento, oltre ad essere ingiusto, è profondamente insensato e è incompatibile, lo diceva prima Samuele Vianello, con i trattati europei, in particolare con i principi della libera circolazione delle merci e sulla libertà di impresa. Cioè stiamo violando praticamente tutta una serie di normative in nome di un'ideologia che distrugge un intero settore. Quello che possiamo dire, e vado a chiudere perché credo che sia stato detto quanto necessario prima, è che non ci faremo sicuramente mettere fuori legge dalla legge. Questo decreto non è sicurezza, è violenza di Stato mascherata da ordine pubblico. Quindi noi non abbiamo assolutamente alcuna intenzione di arretrare e staremo vicini alle imprese, agli agricoltori e anche ai consumatori. Grazie. Grazie ancora. Abbiamo ascoltato con attenzione 5 importanti voci che ci hanno dato una visione a 360 gradi di questo tema, che è molto importante. È molto importante portarlo all'attenzione anche dell'opinione pubblica, perché è un tema che non è sufficientemente conosciuto. Noi speriamo come gruppo Europa Verde che intanto la legge regionale 2019 possa continuare, anzi essere sempre più sostenuta economicamente, possa continuare a portare questi benefici in regione. Ci auguriamo che la risoluzione che abbiamo presentato, appunto io col collega Andrea Zanoni e anche con la sottoscrizione della collega Ostanel, possa arrivare in aula il prima possibile e possa essere approvata all'unanimità, visto che anche il nostro Presidente del Consiglio regionale si è espresso favorevolmente proprio per chiedere al Governo che quanto prima possa mettere mano prima che questo decreto diventi legge e togliere questo articolo 18. Ecco, volevo adesso anche dare parola al collega Zanoni proprio per chiudere questa conferenza e anche proprio per ringraziare tutti gli ospiti. Allora ringrazio Renzo, ma soprattutto ringrazio gli intervenuti di oggi che hanno fatto chiarezza. Adesso ci sarà anche questa diretta che può essere vista in qualsiasi momento, quindi secondo me è una sintesi completa di tutti gli aspetti negativi di questo decreto. Io mi ricordo cominciai a occuparmi della questione della canapa, della filiera della canapa, ancora nel 2014, tenni a Treviso un convegno importante anche con la relatrice e alcuni diciamo rappresentanti del mondo produttivo proprio relativa alla filiera della canapa, una cosa che era sempre stata diciamo molto presente in Italia, in pianura padana, in particolare aveva avuto un boom negli anni 40 e che poi è stata un po' persa. E quindi ci si aspettava di vedere negli anni successivi diciamo la strada spianata. Invece abbiamo avuto sì qualche legge, ma con questi macigni che non riusciamo veramente a spiegarci. Lo Stato, cioè, tra l'altro il processo, noi lo sappiamo da consiglieri, e il processo di formazione delle leggi deve tenere conto, deve essere partecipato, deve prevedere le audizioni, deve prevedere l'ascolto delle categorie interessate, determinate valutazioni, quindi un dialogo con tutti i stakeholder. Questo è stato bypassato, io veramente mi chiedo dove stiamo andando. E è evidente che lo Stato in questo caso non è amico dei cittadini. Lo Stato, lo abbiamo capito benissimo, diventa nemico delle aziende, nemico del progresso, nemico della scienza. È gravissima questa cosa. Poi nemico anche dei lavoratori, perché abbiamo sentito anche quali sono i problemi che sono sorti. Nemico dei cittadini, dei pazienti, dei consumatori. Cioè veramente, a mio avviso, dobbiamo, e con queste iniziative noi vogliamo andare proprio in questa direzione, resistere a questo stato di cose per cambiarle, resistere a questi attacchi ideologici, a questa politica che è bigota, perché non si spiega come mai hanno voluto fare questa cosa qui. Una politica, direi, da caccia alle streghe, una politica ignorante,
e antiscientifica, che va anche contro i diritti dell'uomo. È stato giusto prima, qualcuno di voi ha citato la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Che cosa ci possiamo aspettare da questo governo? Che magari faccia un decreto contro l'utilizzo e la vendita della noce moscata, perché tra quello che è emerso, e quindi è importante che continuiamo tutti con le nostre competenze e con i nostri ruoli a manifestare la contrarietà a questa norma e sicuramente il sostegno a questa importante filiera, a questo importante, diciamo, mondo importantissimo, appunto, che arriva da questa coltivazione che era conosciuta da tutti fino a prima della guerra e che poi è andata a scomparsa, ed è quindi un ruolo doppiamente importante.